Sportissimi, ciao da Salvo Geraci, siamo live dal San Giacomo Salemi che affronta il Gemini nella settima giornata del girone A di promozione siciliana. La va a riprendere però il Gemini con Antona, pallone morbido, Colley, tacco, però Geraci Stassi non c'è nulla e allora il destro fuori di Deca. Cise passa in qualche modo, allora Nolfo, il pallone per Pisciotta, avanza Pisciotta, il passaggio per Rallo, il tiro, De Miere, centrale. Nolfo passa questo pallone, allora si inserisce Giovanni Licata, serie di dribbling, poi il piazzato, De Miere respinge, la maglia giallofluo, Boyang, cross in mezzo, la rovesciata di Pisciotta sul palo, incredibile chance per Mattia Pisciotta, non è finita, Rallo in mezzo, ci prova anche Nolfo, tanto movimenti in area, Colley, battuta un po' larga, Ovusu, palleggio di testa, il colpo, Marrone, Ilario! Di testa Gandolfo, la va a recuperare però il Gemini, allora sale Luigi Licata che sfugge anche Asise, si fa vedere dall'altro lato Antona, servito, ancora Antona, il tiro, Ilario! Qui il tiro dalla distanza di Seiter, parte Licata in mezzo, colpo di testa a lato, ci ha provato ancora Seiter. Allora ecco il passaggio per Boyang, traversione in mezzo verso Nolfo, Nolfo gira nella zona di Giovanni Licata, occhio che può calciare da lì, va col mancino adesso, Colley, c'è la sponda di Antona per Stassi, finta, Stassi, destro, il gol di Giorgio Stassi che fa 6 in campionato e sblocca la partita per il Gemini, 1-0. Batte Luigi Licata, più lontano possibile Stassi, Messino prolunga, colpo di testa, bloccato da Ilario, il tentativo di Ovusu, ad avere la rimessa è il Salemi, Nolfo fermato da Muratore, allora pallone per Stassi, in 3 avanzano, il filtrante verso Mormino, avanti il Gemini, entra in area Mormino mette a terra l'avversario, Mormino il cross in mezzo, c'è il mancino al volo di Colley, Ilario si fa trovare pronto, non c'è il controllo di Camarà e allora Stassi suola dietro, Mormino si accentra, Mormino non lo fermano, Mormino davanti la porta, occhio al Salemi, si gasa il San Giacomo, Caradonna, De Miere, Pisciotta, prova il colpo magico, sale Muratore, salgono adesso gli attaccanti, segue l'azione la squadra biancorossa, pallone in mezzo, Forconi sbaglia davanti la porta ancora una volta e calcio d'angolo, chance da 1 milione di euro per Forconi, la fallita. Giovanni Licata vuole il passaggio, rimpallo vincente, allarga da Boyang, si fa vedere Campisi, si accentra, calcia da fuori palo, occhio a Camarà, prova a calciare il tiro sotto porta, fallisce il Salemi l'occasione dell'1-1 al 96esimo con Pisciotta, il pallone esce e c'è il triplice fischio ufficiale, l'1-0 del Gemini a Salemi, decide Stassi con il Salemi che ha colpito 2 pali